No, I'm not a writer. Martedì 11 settembre 2018. Sostanzialmente il mio problema col fumo è proprio questo. Io inizio a sentire appunto diciamo le arterie un po' chiuse, quindi fastidi alle gambe, le braccia e quindi io direi così. Proviamo intanto con quelle 3 al giorno, perché se so che mi proibisco troppo una cosa, cioè che butto via tutto subito, può essere che poi ricominci ancora più affamato, diciamo, di quella cosa di cui ti sei proibito, no? E quindi abituiamoci pian piano, un po' come i preti, no? Un po' come i preti intendo perché li trovi che fanno tutte quelle maialate, tutti quegli atti di pedofilia, perché loro si impongono un proibizionismo di un desiderio ancora acceso in loro. Oppure si può fare un'altra bella cosa, altrimenti non è più finita. Adesso prepariamoci a quelle crisi di astinenza tipo trainspotting, no? Quindi vedrò i bambini camminare a testa in giù sopra il soffitto e cose del genere. Ananas. L'ananas serve a ripristinare i vasi sanguigni. Uva. L'uva ad alcalinizzare il corpo. Che poi, chiaro che non l'ho fatto per un discorso di salute, ma non è molto intelligente, diciamo, essere vegetariani quasi vegani quando poi fumi come un turco. E via tutto il rimanente, mamma mia, quella roba che avevo della cicca elettronica, atomizzatori, il disastro di tutto. Meglio così. Sì, però calma, aspetta, buttar via. Allora, qui ho fatto la borsetta per i resi di Amazon. E qui la borsetta delle robe, diciamo, da buttar via, che vedrò di regalarle a qualcuno, intanto le metterò nella casa vecchia, insomma, distante dai miei tentacoli. Benvenuto al nuovo giocattolino. Bastone estensibile, questa garanzia a vita perché è tutto in alluminio, quindi sì, non potevo permettermi di rischiare la macchinetta. Che bello, funziona bene. Giustamente mi serviva qualcosa per distrarmi dal discorso del fumo, perché adesso inizia a farsi sentire, no, la voglia di fumare dopo pranzo. Niente, devo trovare un sostituto alla fumata. Comodo, decisamente comodo. Molto molto più meglio, sì. Prova interna di registrazione. No, non mi sento a mio agio a registrare oggi qua perché io tutti che ascolta, io ho bisogno dei miei posti wild, isolati, dove mi lascio andare, dove sono me stesso, no, alla fine. Eccoci qua, adesso sei nel momento in cui senti che c'è qualcosa che ti manca, qualcosa da fare, no? Che è peggio del caffè della mattina, decisamente peggio, perché il caffè alla fine lo bevi una volta sola al giorno. Ok, credo che ti renderò partecipe di tutte le evoluzioni che stanno accadendo. Ok, la prima botta di desiderio di fumare l'ho passata, per sicurezza. Ah, che mi porto via un bel po' di caramelle qua dietro, i biscotti, io so che sono qua. Ah, le memelle. Allora, fermo lì. Per la serie stiamo smettendo di fumare in diretta, no? È bellissimo questo video, mi piace. Allora, innanzitutto, cioè, sto scoprendo che più tu ci pensi, più ti viene voglia di fumare. Cioè, veramente. Ok, sì, io stavo già pensando a ingannarmi con le caramelle, con l'uva, eccetera, eccetera. Però effettivamente, ok, va bene le distrazioni, va bene i sostituti, però più ci pensi veramente a tutto ciò che gira attorno al fumare e più ti viene voglia. Ore 13:58, mi sento molto molto bene, non ho più quelle specie di fastidi alle braccia, no? Sarà dura stasera, stanotte no perché dormo quando dormi. È il mattino di domani che non so se prenderò il caffè oppure no. Perché accidenti, qua abbiamo tagliato proprio sia il tabacco che la cicca elettronica, capisci? Cioè tutti e due. Porco cane.
Vabbè, ne ho approfittato per fare un po' di riorganizzazione del camper, degli spazi, quindi noto già questa voglia di fare, no? Che sento che sta tornando su, perché effettivamente ti ricordi i video vecchi, no? Quando ti dicevo che ero spossato, che mancava quell'energia psicofisica, per carità, vero, lo stress del lavoro, tutto quello che vuoi, però vedi anche il tabacco, anche la nicotina è quello che ti frega. E io è quello che voglio riacquisire, la voglia di vivere, la forza di vivere le cose, no? L'estro di fare, no? La voglia di fare, di cambiare, di grattare, di pitturare, che è la scomparsa, veramente è scomparsa, ragazzo. Ore 14:14, la mia pelle è già più morbida e già sento i primi segni di leggerezza. Non è vero un cazzo, però insomma, almeno è da un po' che non fumo, dai, almeno quello. Però no, forse sono ingiovanito perché vedi il rilevatore della fotocamera a volte mi dà ritratto, no? Sai che c'ha la scena in automatica e a volte mi dà bambino. Adesso no, adesso dà solo ritratto. Eccola, bambino. Water, tanta water, bere tanta water, in modo da buttare fuori tutta la nicotina e pertanto, in teoria, non ne sono proprio sicuro, ma in teoria, il corpo dovrebbe richiederne meno, in teoria. È una macchinetta eccezionale, piena di impostazioni, di tutto, devo solo adesso avere un po' di pazienza per provarle, per usarle e smettere magari di fare i video alla cacchio così, insomma. Ma sì, c'è anche tutti quegli effetti di luce e tutto, guarda qua. Bello perché lo zoom va anche avanti dolce, vedi? Molto, molto interessante, molto, veramente fatta bene questa macchinetta, la adoro, ragazzi. Ora sì, un po' di crisetta, che d'altronde cosa fai? Cioè, niente, te la vivi, te la pazienzi. È un po' come descrivere le crisi di astinenza. Un po' quasi, in maniera meno grave, un po' come quando ti scappa da pisciare, no? Cioè che dici, cazzo, mi scappa, ti nervosisci perché ti scappa, no? E devi scaricare, no? Che miseria. Wow, è già ora di andare a lavorare e io non sento più il desiderio di fumare. No, non è un cazzo, sono più nervoso che mai, porca troia, dai che andiamo. Ore, siamo sulle 7 qualcosa, se percepisco del nervoso. No, sono tutto nervoso io, cioè io sono il nervoso, cioè proprio l'incarnazione del nervoso. Allora, diciamo che le gambe e le braccia le sento molto meglio, non completamente ancora, non è ancora completamente passato tutto, però comunque sento decisamente meglio. Gli svarioni, quelli beh, chiaro, non li sento. Certo, la voglia di fumare adesso si fa sentire fuori maniera. E niente, come descriverti questa situazione? Sei molto confuso e non sai cosa fare perché quella cosa che ti manca te la dà la sigaretta, no? E tu ora che non ce l'hai non sai come fare per colmare quel desiderio. Puoi provare di tutto, dalle caramelle alla frutta, questo e quello. Non è la stessa cosa. E niente, l'unica è aspettare che il tempo faccia il suo corso, che il corpo si depuri. Certo mi sembrerà strano poi quando prenderò il prosecchino anche con l'Alessia non fare i tiri di cicca. Certo la cosa migliore era riuscire a fumarne tipo 3 al giorno. Il fatto è che io poi non riesco, cioè ci ho provato più volte perché l'ho sempre reputato un ottimo compromesso, no? Il fumarsi pochissime sigarette al giorno, però cioè, se uno non ce la fa, non ce la fa, quindi niente, via anche quelle. Come concludo sta puntata? Anche perché insomma siamo qua con la nuova macchinetta che ha una qualità eccezionale, però siamo praticamente al buio dentro al camper, magari anche un po' in controluce, effettivamente no, mi vedo quello che sto riprendendo, no? Vedo che la qualità non è delle migliori, soprattutto sopra dove ci sono i gavoni, no? C'è abbastanza disturbo, giustamente per le luci che non uso,
e per le inquadrature. Adesso sei sopra praticamente il furgoncino, occhio. Guarda qua, Eli, attaccato qua sopra. Era il mio porta GoPro, adesso lo posso usare per portare la macchinetta, no? Per andare a fare i giretti o per fare quegli effetti che allontani la visuale, la avvicini, fai brighi e desbrighi. Dopo cena, una bella cena col vinello, tutto quanto, un pezzetto di cioccolata. Ho guardato i video su YouTube, tutte le cosine, no? E la voglia di fumare adesso diciamo che è a livello estremo. È peggio di quando a un teenager manca la teenager femmina, no? Cioè proprio i sudori quasi, cioè proprio vabbè, che te vuoi? Adesso io ho pianificato la serata con un giro in bici lunghetto, vado a trovare Alessia in bici e niente, dormo lì e dopo torno la mattina sempre in bici. Cazzo, è che mi sarei accontentato anche di quella elettronica, però anche quella elettronica mi dava gli stessi problemi, quindi niente, ho dovuto tagliare tutto proprio. La natura in qualche modo ti dà una mano, ti dice ti consolo con questo tramonto un po' frufru, un po' roso, un po' frufru, però comunque una bella cosa vedere fuori dalla finestra. Però vabbè niente, a livello di concentrazione adesso è praticamente nullo, quindi credo non sia il caso di continuare a fare i video. È stato senz'altro un esperimento interessante e adesso sono proprio nella fase più critica. Ecco sì, appunto dicevamo di trovare un finale a questa puntata. Ragazzo giovane che stai per fumare, tutti ti dicono, ti hanno detto e ti diranno che fa male non iniziare, io ti dico è bello perché non posso nasconderti, perché sennò dopo tu trovi un contrasto, cioè di chi parla nero e dopo tu provi a fumare e dici ma è bello, mi piace dopo ho mangiato eccetera, quindi dai inconsciamente dei falsi agli altri e continui per la tua strada a fumare. In realtà all'inizio può essere anche diciamo relativamente piacevole, dopo le paghi, ma le paghi proprio anche quotidianamente, cioè proprio come qualità di vita quotidiana, non tanto come mali futuri. Quindi ragazzo, ascolta il Zingano e manda in culo tutti, soprattutto quelli che ti offrono le cicche.